I carabinieri del gruppo tutela della salute di Napoli, collaborati dai colleghi di Caltanissetta, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia personali emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, Gigi Omar Modica, su richiesta della locale procura nei confronti di titolari e dipendenti di una struttura socio-assistenziale per disabili psichici, posta adesso sotto sequestro. In carcere è finito Vincenzo Biundo, 63 anni di Serra di Falco, ai domiciliari Giovanni Rocco Scordino, 51 anni di Serra di Falco, e Anna Rosa Milazzo, 51 anni di Agrigento. Sospensione per 12 mesi dall'attività lavorativa nei confronti di Santa Martino, 75 anni, Giuseppe Milazzo, 24 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica Nissene e condotte dal NAS di Ragusa, con servizi di osservazione e pedinamento, ispezioni ed anche attraverso attività tecnica di intercettazione telefonica, ambientale, audio e video, hanno permesso di disvelare la scellerata condotta degli indagati nelle 2 strutture lager, all'interno delle quali erano ospitate 9 persone affette da disabilità psichiche di varia gravità. L'attività investigativa è scaturita da un controllo eseguito nell'ambito di servizi disposti in campo nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, d'intesa con il Ministero per la Salute, finalizzati a monitorare la corretta gestione delle strutture socioassistenziali dedicate a ospitare le fasce più deboli della società. Durante questo controllo sono state evidenziate gravi anomalie nella gestione delle 2 comunità in relazione alle condizioni strutturali, igienico-sanitarie, funzionali e organizzative che facevano dedurre la non appropriata assistenza sanitaria degli ospiti. Successivamente le nuove investigazioni hanno permesso di scoprire numerosi casi di maltrattamento fisico nei confronti dei disabili mediante violente percosse, spesso utilizzando sedie o bastoni come oggetti contundenti, schiaffi e pugni. I pazienti erano vessati con ingiurie, abbandonati, malnutriti, alimentati soltanto con riso o con pane raffermo ammollato in acqua o nel latte e recuperato dagli scarti dei panifici del luogo. Emblematico è un episodio dove uno degli ospiti, cieco, viene picchiato brutalmente dall'operatore perché colpevole di aver urinato al di fuori del water. Raccapriccianti sono le immagini delle telecamere che riprendono l'operatore che conduce per mano il disabile, tra l'altro anche non vedente, lo fa sedere e poi si accanisce sulla mano destra dell'anziano facendolo inginocchiare. In questo contesto le telecamere hanno anche svelato diversi casi di violenza sessuale da parte di uno solo degli indagati nei confronti di un'anziana ospite non in grado di autodeterminarsi. Quest'ultimo si è reso anche responsabile di abbandono di incapaci e di esercizio abusivo della professione infermieristica per aver somministrato, benché sprovvisto di specifico titolo professionale, medicinali agli ospiti a lui affidati.